Adamo! Eccolo! Guarda che tazza! Salve, siete comodi? State cenando? Allora è proprio il momento per Super Quarche. Anche questa settimana vi porteremo in giro a scoprire qualche animale, qualche grande invenzione, qualche grande personaggio. Come sicuramente starete già ascoltando dalla musica in sottofondo, questa sera parleremo del canto gregoriano. Ecco, andiamo a vedere più nel dettaglio di che cosa si tratta. Il grande teologo della Chiesa riformata tedesca Dietrich Bonhoeffer, impiccato e poi bruciato dai nazisti nel lager di Flossenbürg il 9 aprile 1945, sosteneva che non è degno di cantare il gregoriano chiunque non si ribelli all'ingiustizia e ai soprusi. Guardi, va bene, guardi. No, guardi, glielo assicuro, va tutto bene. Per carità, siamo in diretta. Guardi, siamo in diretta, va tutto bene, glielo assicuro. Continuiamo la nostra trasmissione. Questa immagine ci consente di apprezzare un bellissimo quadro del VI secolo raffigurante Papa Gregorio I. Papa Gregorio I visse tra il 540 ed il 604, fu detto Magno, santo e dottore della Chiesa. A lui si attribuisce la riforma liturgica, a cui si deve l'introduzione del cosiddetto canto gregoriano, non a caso, col fine di rendere più sentita la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni eucaristiche. La musicologia antica riteneva che dal più arcaico canto romano si sia giunti, grazie alla sapiente opera di organizzazione di Gregorio Magno, alla costituzione di un corpus standardizzato di canti liturgici, appunto detto gregoriano. Tale tesi, tuttavia, oggi appare poco accreditata. Il primo motivo per cui la tesi non è accreditata è che il primo documento a cui si attribuisce a Papa Gregorio Magno tale opera è la vita di Papa Gregorio, scritta da Giovanni Diacono nell'872-875, quindi su un'opera successiva di ben 3 secoli, il pontificato di Papa Gregorio. Le fonti a lui coeve invece, come pure quelle del VII e dell'VIII secolo, non parlano mai di una simile attività in ambito musicale, né utilizzano il termine di canto gregoriano. In secondo luogo va detto che all'epoca del pontificato di Papa Gregorio Magno non esisteva la scrittura musicale, per cui è alquanto improbabile che si sia potuto procedere alla scrittura di melodie liturgiche. Senta, qua si sta lavorando, per carità. Calmo e tranquillo che è, si lavora, lei sta disturbando. Bene, scartata l'ipotesi che il canto gregoriano sia derivato dall'azione ordinatrice di Gregorio Magno, la tesi più accreditata è quella dell'unione tra il rito gallicano e il rito romano. Abbiamo un contributo video della regia, così vi faremo viaggiare con la nostra macchina temporale nell'VIII secolo alla corte di Pipino il Breve. La cornice degli eventi storici europei, nel momento in cui viene fuori e si diffonde il termine nel repertorio gregoriano, ci induce invece a vederne la formazione al di fuori dell'Italia, per una quando mai singolare fusione fra repertori differenti.
quali quello romano e quello gallicano. Fra l'VIII e il IX secolo, infatti, i contatti fra la curia romana e la corte francese dei Carolingi si fecero molto stretti. Per venire a capo dell'assedio italiano dei Longobardi, il Papa Stefano II, dopo essersi rivolto all'imperatore d'Oriente ed aver avuto negato ogni aiuto, chiese soccorso a Pipino il Breve, padre di Carlo Magno. Nel 753 questi accolse di buon grado la richiesta pontificia ed invitò lo stesso Papa a recarsi in Francia. Oh, villico zappatore, saprebbe indicarci per favore la via che mena al Sire di Francia, noto come Pipino il Breve, dove il ristoro trova la nostra pancia? A zappo da mattina a sera, mangio pane e pira, scippanno rocchi e scavanno timpuna. Io mi domando, cosa sti Padre Santo, siamo oramai arrivati. Stefano II vi trascorse 16 mesi, durante i quali, accortosi della diversità fra il rito lì praticato e quello romano, si mosse per la diffusione in Francia della liturgia romana. In questo ebbe l'appoggio dei sovrani carolingi. Lo sapevate, no? Perché è stato chiamato Pipino il Breve? Perché io l'ho chiamato così. Gli storici ve l'avranno detto, no? Perché è così breve, ma così breve. Berta, non spettacolare. Insomma, non solo Pipino, ma anche breve. Pipino, mamma mia, questi monaci mi fanno riversi. Santo Padre, sono artisti, sono i nostri monaci di sola smessa. Mamma mia, mi parlano solo perse. Vennero chiamati allora da Roma cantori per insegnare ai monaci francesi i propri canti. Con la trasmissione musicale essenzialmente orale, è lecito pensare che il patrimonio romano abbia subito delle profonde modifiche al contatto con i canti gallicani.
che i monaci francesi erano abituati ad eseguire. Si creò quindi un nuovo repertorio che possiamo definire franco-romano e che probabilmente rappresentò il primo nucleo del gregoriano. Questo repertorio ritornò successivamente a Roma, dove si scontrò con il palio romano che ancora lì si praticava. Ci fu quindi un periodo in cui furono in uso a Roma due repertori, il gregoriano praticato in Vaticano e il palio romano. Il repertorio franco-romano a Roma si ha con la calata degli Ottoni nel 962. Sto fannullone! Adamo! Adamo! Oh, Adamo! Asteroide! E sta a dormire! Allora, Asteroide. oh, c'ho l'asteroide fuori orbita, Adamo! Oh, allora, cosa che ti dico? Ma vattene a fanculo! Scusate, evidentemente non tutti i fatti... No, scusate, non è così, evidentemente non tutti i fatti sono chiari, devo dire. Dai, rifacciamo di nuovo, no? Sei in onda? Come siamo in onda? Siamo in onda. Evidentemente non tutti i fatti sono chiari e molti dati sono difficili da inquadrare nella nostra cornice. In ogni modo molte notizie sono in contrasto fra di loro, quindi non è colpa nostra. Possiamo leggere dal De Sanctis che alla fine del IX secolo, per preservare il nuovo repertorio delle ulteriori modifiche, ci si mosse in due direzioni. Da una parte lo si attribuì a San Gregorio, verso cui vi era a quel tempo una forte devozione popolare, in maniera che nessuno avrebbe osato modificare l'opera di un grande santo. D'altra parte si creò un modo per metterlo per iscritto, iniziando il cammino della notazione musicale. Bene, finisce così il nostro viaggio temporale sperando che finisca di piovere. Di piovere? Ah, raga, ma io che scrivo queste cazzate. Oh, ma non si può lavorare in queste condizioni. Non si lavora il tecnico. No, non si può lavorare così. Io me ne vado. Ma vedete che mi tocca fare? E vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Italia 1. Culattone.
Le scarpe non ci sai. Che ti devo innamorato una mia romana. Mica che bello conducendo, dai che immagine spacchiosa. Mica che bellista Lercio. Devo appassionare. Piccio, no, piccio. Azzappo una mattina la sera, mangio pane e birra. Birra no! Padre Santo, siamo ormai giunti. Padre Santo, siamo ormai Padre Santo, siamo Padre Santo, siamo oramai giunti. Ci siamo. Ah, facciamo un amico, come stai? Picciolo, via, picciolo, via. Lo sapevate, no? Perché è stato chiamato Pipino il Breve? Maria. Uno! Bellissimo. Un braccio, una cosa tutta.